Bene, buonasera al nostro pubblico che interviene, ci fa molto piacere anche in queste condizioni meteorologiche avverse. E infatti è una conferenza di grande interesse del nostro accademico Stefano Verdino su Manzoni a Genova, su cui ci dirà tutto o quasi tutto. Stefano Verdino è un accademico a noi, a tutti voi sicuramente ben noto. E abbiamo letto e apprezzato e imparato dalle sue tante pubblicazioni dedicate all'Ottocento, anche al 600 e al 500 in realtà. Tasso è stato è uno dei suoi autori, e Manzoni, di cui ha curato un'edizione del romanzo, del massimo romanzo della nostra Italia. E poi però si è molto occupato anche di poesia del XX secolo, e in particolare di Mario Luzzi, di cui ha curato un'edizione dell'opera completa per il Meridiani Mondadori. Ma capita spesso di scoprire altre sue cure. Anche l'altro giorno mi è capitata un'edizione tascabile di Caproni, di tutte le poesie di Caproni, e ho visto che il curatore è Stefano Verdino, come del resto ha curato anche poeti viventi, fra cui recentemente, ci vuoi ricordare? Eugenio De Signoribus, sì. E poi ancora, mi dimentico, non si ricorda nemmeno lui, nemmeno lui. Sì, io adesso c'ho un... Non vivente, non vivente. No. Sì, sì, no, io seguivo lui dai viventi, appunto. Vabbè, comunque basta scorrere le bibliografie e Amazon e Ibis Libri per scoprire quanta attività scientifica e anche divulgativa, e quanto sia interessato dell'arte, della scrittura anche in fieri, no? Non solo di questi capolavori della nostra eredità, spesso misconosciuti e poco letti o letti in maniera scolastica, ahimè, ma anche di quello che oggi no, si è fatto in Italia, che in realtà ha avuto veramente un periodo straordinario di letteratura, di narrativa e di poesia, no? Negli ultimi 100 anni. Di pochi giorni fa è stato presentato proprio alla Biblioteca Universitaria il carteggio di un altro nostro accademico, Luigi Surdic, con Giorgio Caproni, un carteggio molto importante, e Stefano Verdino si è occupato della presentazione di questo carteggio. E poi un altro suo tema, un suo titolo è Genova reazionaria, cioè forse gli ultimi sussulti della Repubblica di Genova, no? Nell'epoca napoleonica. Ecco, bene, come vedete sarebbe un argomento lungo parlare delle sue attività scientifiche, e siamo molto curiosi invece di sentire parlare di questo grandissimo scrittore che non smettiamo di ammirare, Alessandro Manzoni, e del suo invece poco noto rapporto con Genova. Grazie dunque a Stefano Verdino. Grazie a Massimo per queste parole così sempre legate dall'amicizia ormai quasi semisecolare e dall'affetto. Dunque, questa conferenza doveva essere fatta a maggio e quindi aveva volutamente un taglio estivo, nel senso, e tale è rimasta, nel senso che nel procinto delle vacanze pensavo a appunto le vacanze di Manzoni. Non affronterò un tema in cui Genova c'entra tangenzialmente sul rapporto tra Manzoni e il giansenismo, perché ci fu un libro mirabile di Francesco Ruffini su questo tema negli anni 30, perché appunto se qualcosa di giansenismo è passato per Manzoni da un punto di vista fisico di contatto, ciò si deve a un prete genovese, anche se poi Manzoni i contatti li cercava per conto proprio nei libri e quindi con la biblioteca di Port-Royal e con Nicole e Arnaud e gli altri maestri del giansenismo francese. Ora vedremo la vicenda.
Su questo tema Manzoni a Genova nel bicentenario della nascita, nell'85 uscì una piccola mostra curata da Marcenaro e Serrano al Centro Culturale Galliera in occasione di un convegno su Manzoni e la Francia, per l'appunto, no? Dove ci sono appunto tante incisioni e tante cose interessanti. Ecco, da questa cartina vediamo le varie volte in cui Manzoni venne a Genova. Manzoni venne a Genova periodicamente, più o meno per situazioni diciamo sentimentali e terapeutiche, potremmo dire così. Praticamente 50 anni, nel senso la prima visita documentata nel 1807, l'ultima 1856, è mezzo secolo praticamente. E vediamo dove, no? Come vedete il centro di Genova occupa appunto la prima nel 1807, in cui viene in una Genova che appartiene all'impero napoleonico. Lui si muoveva da Parigi, dove come sapete stava con sua mamma, e viene a Genova e vedremo poi il Teatro del Falcone, perché è un luogo manzoniano, diciamo, questa è la scoperta anche per me recente, nel senso che è stato lì a vedere uno spettacolo. E poi questa Luisa Visconti di Negro, vedremo, è stato il primo amore di Manzoni. Poi venne nel 27 e nel 32 e soggiornò in albergo, l'albergo delle Quattro Nazioni, frequentando poi la villetta di Negro, e in centro poi invece soltanto come tappa, andata e ritorno, in un viaggio sempre diciamo di tipo balneare, Milano-Viareggio. Ma nel frattempo, come vedete, ci si sposta a ponente, abbiamo invece 1811 alla Costa di Sestri, dove fu ospite proprio di quel prete genovese giansenista che vi dicevo, che si chiamava Eustachio d'Egola, che aveva il suo buon ritiro appunto sulla collina soprastante Sestri Ponente, diciamo ora accessibile dalla stazione ferroviaria della Costa sulla linea Genova-Acqui. Sempre a Ponente, però, come vedete, molti anni dopo, 41 anni dopo, si trovò invece come nonno della sposa a Cornigliano per il matrimonio della sua prima nipote Alessandra d'Azeglio, figlia di sua figlia Giulia, che lui portò all'altare come testimone della sposa. E sull'altra riviera, invece, 6 anni prima, a Nervi, altro matrimonio, questa volta di sua figlia, la sua penultima figlia femmina, Vittoria, sposata con Bissa Giorgini nella Villa Agnecco, che è poi l'Hotel Bonera, che era allora affittata dagli Arconati, cari amici di famiglia. Questa è la mappa. Ecco, Teatro del Falcone. Noi da Manzoni non sappiamo nulla di questo. Abbiamo una testimonianza in diretta di un intendente, così un funzionario napoleonico, Gregorio Cometti, che era un bergamasco, che scrive a un analogo funzionario, Luigi Bossi, a Torino, relativamente a informazioni su questa misteriosa compagnia comica del Gallo, che pare scadentissima. Come vedete, qua si dice che si è andata a fare uno spettacolo al Teatro del Falcone, non sono riuscito a capire quale, perché i giornali dell'epoca, l'unico diciamo titolato è la Gazzetta di Genova, che allora usciva soltanto bisettimanalmente, non avevamo neanche un quotidiano, usciva al mercoledì e al sabato, e non dà nessuna notizia degli spettacoli, dà notizia solo qualche giorno prima di una tremenda alluvione, e anche se era marzo siamo sempre in situazioni di emergenza ad allerta. Però qui sappiamo che era proprio brutto questo spettacolo, e anche Cometti dice potrebbe chiedere appunto quando tornerà a Torino alla signora Beccaria, che col signor Manzoni suo figlio hanno sentito questo, e non mi ricordo di avere mai sentito attori più cattivi, e lo stesso vi dirà la signora suddetta quando tornerà a Torino. Che ci faceva a Genova Manzoni a 22 anni, appena compiuti, perché era a Genova? Dunque, la vicenda che, come viene raccontata, si è incantato. Sì, ecco, qui è Manzoni giovane in un famoso ritratto proprio dell'epoca, fatto a 22 anni, gestito dalla madre. L'altro signore è il suo grande amico Claude Fauriel.
a cui scrive proprio da Genova, pochi giorni dopo la lettera che abbiamo visto, quella era del 16 marzo, qui siamo al 19 marzo. Come vedete dalla lettera, Manzoni confida a quello che era già diventato il suo più caro amico, e tale sarà per più di 20 anni come interlocutore, il fatto che lui aveva avuto un grande amore della propria adolescenza, qui è citato l'anno nel 1801, per questa ragazza, e che sostanzialmente era stato messa alla porta dai genitori di questa ragazza, forse appunto non tanto contenti che frequentasse un tipo che poi aveva fama di scalmanato con questi genitori, una situazione ipermoderna, no? Nel senso genitori separati, figlio di uno che non era, che era l'amante della madre, non era il figlio di Pietro Manzoni ma di Giovanni Verri, e quindi pensano bene infatti lo dice, i suoi parenti si erano comportati male con me, no? E beh, gli dice, lei è a Genova e io l'ho vista, no? E mia mamma voleva, c'è l'idea di bisogna trovare una moglie al giovane Manzoni e c'è questa ipotesi. La cosa è strana nel senso che loro appunto da Parigi partono a Torino e arrivano direttamente a Genova, non ci sono tappe intermedie, però appunto questa ragazza che è questa signora qua, Luigia Visconti di San Vito, sorella minore di Hermes Visconti, che era suo compagno di classe da quando era bambino e poi sarà un interlocutore importante, una delle figure centrali del romanticismo milanese, era andato in sposa a Milano però e non a Genova alla fine del 5 con Giancarlo Di Negro, il proprietario della villetta di Negro, no? Lì le notizie sono appunto, è molto strano che lui venga a Genova, è come dire, come scopre a Genova che lei è sposata, nel senso che lui corrispondeva con Pagani, che era un altro dei compagni di classe da Milano, ed è strano che lui la prenda a Genova questo fatto, e poi come mai che, perché se lui sapeva che lei era a Genova e non a Milano, come stavano tutti i suoi familiari, voleva dire che c'era qualche cosa di particolare. Può darsi che lui fosse informato del fatto, ma avesse voluto in qualche modo vederla in tutti i modi. Abbiamo quindi un Manzoni molto innamorato, no? Un Manzoni pre-Manzoni. E infatti poi lui scrive pochi giorni dopo, già tornato a Torino, quindi a Genova sarà un settimane, comunque va anche a teatro, come vedete, dicendo che Genova in qualche modo è una prima tappa molto dolorosa per lui, perché lui racconta appunto che mentre a Genova ha la notizia che suo padre è gravemente malato, il padre ufficiale Pietro Manzoni, no? E da lì partenza per Milano, ma a Milano non arrivano, arrivano alla villa di Brusuglio, che è l'eredità, la cospicua eredità di Carlo Imbonati a sua madre, e lì hanno già la notizia che suo padre, nel momento in cui avevano avvisato il figlio che era malato, era anche morto, no? E quindi ripartenza rapida, perché vedete il 30 di marzo sono già a Torino, senza nessun passaggio a Milano. E poi ci sarà una lettera successiva in cui lui ricorda a Fauriel che appunto aver rivisto Luigina ha riportato la devozione, l'ammirazione per questa angelica Luigina, come lui dice in lettera. 4 anni dopo invece siamo in uno scenario non così romantico ma sentimentale di questo giovane Manzoni innamorato che vuole in qualche modo vedere la sua ragazza amata da quando era sedicenne. Siamo invece, come vediamo qui, in una fotografia che però riproduce sicuramente com'era. Ora si è andati alla costa di Sestri, la situazione è totalmente irriconoscibile, anche se la casa di Degola esiste tuttora ed è in quelle, tutto sommato in buone condizioni. C'è un circolo ricreativo lì presente, dove questo è il Degola, e su quella casa che abbiamo visto in quella foto probabilmente di primo Novecento c'è questa targa in cui si racconta come Manzoni, sposato, coniugato con la giovanissima moglie 19enne e la madre, erano andati così appena rientrati a Milano, da pochi mesi rientrati a Milano definitivamente, a salutare
l'amico d'Egola che avevano conosciuto a Parigi e che era stato una figura così importante per la conversione dal calvinismo al cattolicesimo della moglie di Manzoni e tangenzialmente per il ritorno alla fede di Manzoni e di sua madre, no? E noi abbiamo questa volta delle testimonianze materne, proprio una lettera di Giulia Beccaria a Eustachio d'Egola, in cui racconta, come vedete a metà, c'è stato veramente di consolazione averlo trovato così bene, aver avuto la sorte di conoscere la rispettabile sua famiglia, lui aveva un fratello, un nipote, e nel luogo si ricorderà sempre la bella giornata passata in quella così amena campagna, la costa di Sestri, e domanda loro che amichevolmente pensano a noi, no? E abbiamo anche, vedete, degli riscontri molto solenni. D'Egola, tornato a Genova per sempre in qualche modo, e vivrà in qualche modo, lui era un cattolico, diciamo, radicale e repubblicano, antipapista, democratico, e quindi vivrà, diciamo, più stentatamente nella Genova napoleonica, molto duramente negli ultimi 10 anni della Genova sabauda, per di più con un arcivescovo come Luigi Lambruschini, che era di sentimenti del tutto opposti a quelli del d'Egola. Si racconta la leggenda che sarebbe morto avvelenato dai gesuiti che avrebbero avvelenato l'ostia della messa, no? Quindi tutte cose degne di un film di Tarantino, no? Come potrebbe essere un soggetto per una cosa del genere. Il grande interlocutore di d'Egola era l'abate Gregoire a Parigi, figura scintillante che è nel Pantheon, uno dei primi antischiavisti della storia, che era di un vescovo costituzionale di Blois, e vedete come di Manzoni si parlava, no? Racconta come sono venuti qui con un altro prete, Luigi Tosi, che era il canonico e il parroco di Sant'Ambrogio, e riferisce appunto di questa visita. Questi sono i personaggi: Gregoire seduto al tavolo e il Tosi, che sarà appunto il padre spirituale della famiglia Manzoni. Passiamo al terzo viaggio. Sono usciti i Promessi Sposi da pochissimo tempo, la prima edizione. Manzoni è sposato con una famiglia molto numerosa. In questa foto di quest'epoca vediamo appunto Manzoni tra la madre e la moglie, e poi una sfilza di figli. I 3 più grandi sono la figlia maggiore Giulietta, il figlio maschio, il primogenito maschio che è Pietro, poi la terza è Cristina, e poi in sotto Sofia, Enrico, Vittoria e Filippo, che aveva 1 anno. E tutta questa famiglia, credo tranne Filippo, parte per la famosa sciacquatura dei panni in Arno, no? Appena usciti i Promessi Sposi, come sappiamo, l'incontentabile Manzoni parte con la famiglia, e l'idea è che Genova sia soltanto una tappa per arrivare nell'agognata Firenze, no? Il viaggio, appunto, è il viaggio. Qui abbiamo un disegno di un inglese proprio del 1829, qui siamo sullo Scrivia. Il viaggio è turbolento e c'è anche quasi una inaugurazione di strada. Nel viaggio precedente dell'11 non potevano passare dai Giovi perché la strada reale dei Giovi è aperta dal 1823. Quindi è una strada nuovissima che ha solo 4 anni. Fino all'11, prima del 23, si doveva passare per il passo della Bocchetta, che era molto più temibile, era l'unico accesso possibile. Ovviamente Genova non aveva interesse, temendo le invasioni piemontesi, di aprire valichi particolari, no? E alloggiano nell'albergo delle 4 Nazioni, che ha l'accesso in via del Campo, ed è questo palazzo che tutti conosciamo, che si vede appunto da parte del Porto Antico, no? E qui abbiamo altre lettere sul viaggio. La prima, drammaticissima, di Giulia Beccaria a quel Tosi che è rimasto a Milano, il loro prete confessore, che dice: ah, tremendo, ad Arquata, un inferno, dopo Arquato vedete una discesa sempre lungo precipizio nella Scrivia, piovendo assai si ruppe le giogore dei cavalli del legno dei nostri ragazzi. Erano in 2 ovviamente diligenze. Io sentì dei gridi: Giulietta guarda e vede il legno rovesciato del tutto, si immagina il nostro spavento, l'orrore, no? E quindi una lettera. I punti di vista sono molti diversi, no? Il figlio, scrivendo poco dopo al grande amico Tommaso Grossi,
suo anche inquilino in casa, e gli dice appunto, ti avranno detto, no, che il giorno seguente la carrozza dove era la nostra piccola invidiata, quindi tutti i figli minori, ribaltò addosso un rialto, dietro quello che era la scrivia in fondo a un dirupo, ma per la stessa grazia del cielo nessuno si fece male, tutto si risolvette in puia. Come dal parlare della buona gente accorsa, dovemmo intendere che colà si chiama quella brutta passione o sentimento che tu lo voglia dire. A sera, anche qualche po' di tempo prima, fummo a Genova, né più né meno ci siamo tuttavia. E non sai dove sia venuta questa mutazione del nostro disegno, cioè di usare Genova soltanto come stazione di posta e andare in Toscana. Qualche antica conoscenza che abbiamo trovata qui, qualche nuova che ci abbiamo fatta, cominciarono a metterci tanta puia di Livorno e del caldo che dicono esservi oltraggiosi di certe zanzare, 25 luglio, che vi cambiano la forma della cute, vi danno danno e 10 altre cose, per cui abbiamo detto rimaniamo qui, no? E prendiamo i bagni di mare, ecco la parte terapeutica della vita. Mia moglie, la Enrichetta, che era già nel 35enne, no, sfiancata da tutte queste gravidanze in salute un po' malandata, aveva fatto, e qua ci sono le conoscenze, gli amici, il Marchese di Negro, no, che è talmente gentile che anzi è tutto un problema, perché lui appena uno intuisce che si desideri qualche cosa, lui subito si fa. Poi altri personaggi conosciuti, l'amabile coppia Moyon, che sarebbe il medico, il farmacista della farmacia Moyon, che esiste tuttora, come sappiamo, da Fossatello, e la moglie, conosciuta per fama, che era Bianca Milesi Moyon, che era invece una milanese. Questa è la villetta di Negro in un disegno di Garibbo del tempo. Questa è la stampa, la vista da quella che sotto sarebbe poi la futura salita delle Battistine della villetta. E questi sono appunto un discorso accademico che socio della nostra accademia di Benedetto Moyon, che era sull'utilità del dolore, e questa Bianca Milesi, che era stata una delle giardiniere di Milano, patriota, e che appunto sentì bene di emigrare da Milano dopo i rischi del 1821, come sapete, gli arresto preventivo di Pellico, di Federico Confalonieri, altro compagno di classe di Manzoni, no? E venire a Genova. Poi entrambi i coniugi Moyon finiranno la loro esistenza a Parigi, no? E tra gli incontri ci sarebbe stato anche il 3 agosto alla villetta di Negro Stendhal, che così racconta Adolphe de Marest l'incontro in un giorno di caldo molto pesante, in cui avrebbero pranzato lui, Di Negro, Manzoni e l'abate Gagliuffi, su cui l'Accademia ha fatto un convegno tanti anni fa, grazie al progetto del segretario di allora, il dottor Peloso, e il grande improvvisatore in latino, l'autore della dedicatoria a Carlo Felice, che leggiamo tutti i momenti quando si esce, chi vuole leggerlo ovviamente sul Carlo Felice di adesso, in una grotta della villetta di Negro, dove Gagliuffi ha improvvisato, come vedete, un epigramma contro gli inglesi, no? di cose. Ma Manzoni non frequenta soltanto, qui a Genova non segue i bagni della moglie e le visite alla villetta di Negro, si occupa in qualche modo di affari, no? Nel senso che dal libraio Gravier, che era alle logge di Banchi, come vedete da una pubblicazione del Tempo, lui va a riscuotere la prima vendita dei neonati promessi sposi, no? In questa lettera un altro amico importante, che è Rossari, la prima parte riguarda degli amici incontrati sempre da Di Negro, che gli parlano del fatto che leggendo i Promessi Sposi hanno trovato dei modi di dire che loro credevano tipicamente genovesi, e lui è molto contento per il fatto che lui immagina che ci sia come un sostrato comune a tutti i dialetti che poi si possono riverberare in toscano. Ma la seconda parte gli scrive a Ferrario: ti prego di fare avere i saluti e dirgli che questo signor Gravier gli ha contato il prezzo di 12 esemplari in tanti bei pezzi nuovi di 5 franchi, uno sopra l'altro, in un gusto matto che non restino più che 36 di quegli esemplari, e ne avrò un mattissimo quando saranno andati anche loro, no? E quindi un primo incasso dei Promessi Sposi.
continua la lettera e racconta che dopo 3 settimane decidono di andare e padre orgoglioso del primogenito con cui ci sarà sempre un rapporto privilegiato per tutta la vita, vedete, dice: non voglio lasciarti di dire che il mio Pietro, 14 anni, è un nuotatore consumato che si getta a capo giù dal battello e va sotto e torna di sopra come gli pare, e che già 10 o 12 giorni sono il barcaiolo che gli è stato precettore e mi disse di lui: è mistro, è uga a carta. E poi a Livorno, quando sono a Livorno, appunto, sempre a Grossi, il rendiconto del viaggio sulla Liguria di Levante, dove gli racconta che non gli aveva scritto subito da Genova, perché se gli avesse scritto subito sarebbe stato uno stile come di un reduce della spedizione di Mosca, dover sistemare appunto in 8 letti tutta quella tribù di figli, anche di anziani, che sua madre era una donna che veleggiava verso i 70 anni, no? E poi sono arrivati appunto in Toscana. Questa era Genova del 1830. 5 anni dopo si ripete la terapia balneare per la moglie, no? La moglie, questa volta è lei che scrive da Genova alla figlia Vittoria, che è in collegio a Lodi. Lei scrive naturalmente in francese. Qua abbiamo un tremendo rendiconto di viaggio, nel senso che è un viaggio proprio senza soste, no? Nel senso che è una partenza dal mattino dalle 8 a Roma e si arriva alle 6 del mattino del giorno dopo a Ronco Scrivia, dove si scende per bere un caffè e dove si è travolti dalla polvere di questo viaggio, no? E poi una lettera successiva racconta della terapia dei bagni, che è fatta con interruzioni, data la sua malferma salute, che comunque un qualche vantaggio ha avuto. Qui abbiamo Ippolito Caffi, qua vedete le situazioni di bagnanti marine. Manzoni, sempre in questo terzo suo viaggio genovese, secondo di terapia balneare, descrive un suo lontano parente, Cristoforo Giuseppe Fontana, che è il marito di una sua cugina, che era stato l'anno prima il carceriere di Mazzini, perché è il comandante del Priamar di Savona, e in cui pensa appunto è impossibile pensare a un viaggio. Questa volta il viaggio è a ranghi ridotti familiari. I piccoli, come vedete, sono rimasti a casa, e proprio per la cura della moglie c'è sempre ormai il primogenito, che ormai è un uomo quasi di 20 anni, e l'ipotesi invece di andare con tutta la famiglia finale, di fare così soltanto un'escursione, lui e il proprio figlio, con la signora Moyon, l'abbiamo già citata, la Bianca Milesi. Così come, se di nuovo... ho capito. Ecco. Così come scrive, di nuovo questa volta stanno quasi un mese intero, dal 17 luglio al 17 agosto, quindi di più della prima volta a Genova, scrive a Pietro Giordani, il grande mentore di Leopardi, che era piacentino ma era di madre genovese ed era un frequentatore ben presente nella nostra città. Sarebbe appunto un altro argomento di conferenza. Soggiorna anche qui negli anni della Repubblica, alla fine del Settecento, e poi è un habitué di Casa di Negro, dove è uno degli oratori delle varie inaugurazioni dei busti, in questa idea di fare un Pantheon nella villetta di Negro del Marchese di Negro. E infatti qui nel saluto così festoso, vi ricordo che Giordani era stato anche il testimone 5 anni prima del famoso incontro fiorentino tra Manzoni e Leopardi, no? Giordani è uno dei pochi, come De Santis, che amerà entrambi. Ovviamente gli affetti più teneri riguardano la consuetudine con Leopardi, ma avrà anche un'enorme ammirazione per Manzoni, come vedete, del tutto ricambiata, no? E qua si ricorda come la villetta dell'Ottimo e di Negro, dove in certi momenti non mi pare giusto che, cercando per quelle sale, per quegli amini biottoli, non l'avessi a trovare, no? E in effetti Giordani, che questo,
è uno che inaugura. Questa era, come sapete, la Villetta di Negre è saltata per aria nella guerra e con essa sono saltati per aria anche i busti del vialetto. Questi qui sono quelli poi definitivi. In realtà di questi, probabilmente poi fatti anche dal comune successivamente, e da parte di Negro erano stati fatti anche certamente quello di Paganini, quello di Cristoforo Colombo, che fu proprio inaugurato da Giordani nel luglio 37, proprio un mese dopo la morte di Leopardi, e altri ancora, no? E arriviamo invece ai viaggi, dicevamo, di carattere sentimentali, no? Finiscono i viaggi o si sospendono i viaggi terapeutici di cura marittima e quelli che riguardano invece le situazioni matrimoniali. Perché quella figlia Vittoria, che abbiamo visto come interlocutrice della madre bambina decenne nel 1832, una delle ultime figlie del Manzoni, l'unica figlia che gli sopravvive, che sposa questo giovane pisano, Giovan Battista, detto Bista Giorgini, e si sposano a Nervi, no? Come mai questo strano matrimonio così fuori sede? In realtà Vittoria, Manzoni è rimasto vedovo, come sapete, e si è sposato. Questa signora è la sua seconda moglie, Teresa Borri Stampa, con cui i rapporti poi della famiglia originaria dei figli di Manzoni con la matrigna non furono ottimali, soprattutto in una prima fase, no? E molti dei figli, quelli diciamo minori, quando si sposa Vittoria a 15 anni, vanno da altri parenti. Nel caso di Vittoria va da un curioso personaggio, una zia acquisita, che poi ora vedremo in effigie, una zia Luisa Montmarie, vedova Blondel, era la vedova dello zio materno, e poi sposa, seconda moglie di Massimo d'Azeglio, una volta rimasto vedovo da Giulia Manzoni, la figlia primogenita del Manzoni. Ed è per questo che il matrimonio ha un'altra dislocazione che non quella lombarda, no? E qui lui scrive alla prima moglie il viaggio appunto felicissimo, e appunto la prende anche in giro. La seconda moglie, soprattutto da quest'epoca qua, era afflitta, era ipocondriaca, non si voleva muovere dai suoi luoghi tra Milano e Lesa. Era stata anche stremata l'anno prima da una incredibile tardiva gravidanza, no? Nel senso che nel 45, a 47 anni, appunto, Teresa Borri Stampa mette al mondo due gemelle, quindi sarebbero le ultime che muoiono appena sono nate, che sarebbero le ultime figlie di un Manzoni sessantenne, no? E questi sono i due sposi, Vittoria e Bista. Questa è la Villa Gnecco nell'Hotel Bonera, e questi erano gli affittuari, carissimi amici del Manzoni, Giuseppe Arconati Visconti e Costanza Arconati, nata Trotti Bentivoglio, che era la cognata di una figlia di Manzoni, di Sofia Manzoni, sposata con Lodovico Trotti Bentivoglio, morta nel 45, con cui Vittoria era andata ad abitare, no? Altro matrimonio, qui siamo nel 1852, questo è Massimo d'Azeglio. Massimo d'Azeglio nel 1852 è presidente del Consiglio, cioè come la Meloni, diciamo, non vogliamo fare paragoni, del Regno di Sardegna. Dopo, in fondo, era stato appunto l'artefice del proclama di Moncalieri, no? Un moderato che aveva anche salvato la costituzionalità dello Stato. Massimo d'Azeglio è un personaggio di nuovo molto simpatico, strepitoso, un affezionatissimo alla nostra città, dove sono sepolti i suoi genitori in Padre Santo, sia Cesare d'Azeglio, che è il destinatario della lettera al romanticismo sul Manzoni, che sua madre, che abitavano appunto in un appartamento in via Carlo Felice, cioè in via 25 aprile, e più volte è soggiornato in Riviera, no? E nel 52, mentre il governo a Torino scricchiola,
lui pensa bene di prendersi un bel periodo di mesi sabbatico in una villa a Cornigliano, no? Da luglio, e col pretesto del matrimonio, e pensa di sposare la sua unica figlia invece che a Torino, scrive, dove pensa di avere un sacco anche di grane come Presidente del Consiglio, a Cornigliano, no? E Manzoni, c'è tutto un problema naturalmente, gli scrive, vedete, il matrimonio si fa il 16 settembre del 52, no? Manzoni è molto contento di venire perché in realtà, nonostante le nevrosi, l'agorafobia, no? Come era un grande camminatore, 4 ore di camminata tutti i giorni tra mattina e pomeriggio, ed era appunto poi un appassionato in realtà viaggiatore nei suoi limiti, no? E infatti, e con simpatia con questo ex genero così tanto diverso da lui, che piacere per me lo scriverti così laconico, per la cara speranza di averti presto a fare troppo meglio che scriverti, cioè a vederti, no? E qui sono appunto, e qua abbiamo infatti la lettera di invito, vedete, il 4 settembre, che Manzoni scrive al signor Don Alessandro Manzoni per l'ESA da Zeglio, no? E questa è la lettera in cui lui gli dice in sostanza che, guarda, ho deciso poi che si sposi qui, però appunto c'è un problema, io ho una casa presa in affitto, non pensavo quando l'ho presa a luglio di far qui anche il matrimonio, e allora ho trovato un altro alloggio per voi, no? Se viene. E Manzoni appunto risponde non c'è nessun problema, noi andiamo come sempre alle 4 nazioni, parte lui ormai col figlio, 41enne, no, 39enne, era del 13, quindi 39enne, e vedete al figlio Pietro fa tutta una strategia sempre dei viaggi, no? Desinare a Mortara, oppure vedere se convenga fermarsi la notte a Alessandria Nuovi o tirare avanti, ad ogni modo arrivare a Genova per il 13. Appunto, racconta come in quella lettera di prima Massimo mi dice che dove è alloggiato a Cornigliano non ci può collocare, ma noi andremo alle 4 nazioni che staremo come a casa nostra, no? È 30 anni, 25 anni che non so nel 7 dove fossero alloggiati, non so se nel 7 le 4 nazioni c'erano già, no? Poi interessante tutto il problema delle spese, no? Sarà portare 1500 lire e sono tutte lire austriache, le quali però se dovessimo cambiarle ci rimettiamo, no? Quindi e poi vedete anche i vestiti, no? Mi raccomando, è il Manzoni poi dopo negli anni 50 Manzoni è ossessionato da essere povero, vedete, sai che desidero fare la più rigorosa economia. La cravatta, pensa di averne una dal figlio, come vedete una cravatta bianca, me la comprerò pure, me ne presterai una delle tue, e un vecchio c'è inciso surtù pesante se mai facesse freddo, no? In un settembre che era ben diverso evidentemente dai nostri settembri, perché Manzoni dopo l'impresa dei Promessi Sposi, che fu il caso del Manzoni, un caso paradossale, è l'autore del romanzo che ha più successo nel mondo, in Europa, non riesce a guadagnare mai niente dal suo libro, no? Per tutta una serie di questioni cui magari accenneremo in finale, no? Per di più i altri due figli maschi, Enrico e Filippo, che saranno appunto le piovere che gli succhieranno il sangue per le sue rendite, no? Avendo poi una legione di figli e di nipoti, alcuni di lungo mantenimento, no? E questa volta dunque c'è una novità. Questo qui è un po' in anticipo, nel senso che 1852 si sta costruendo la linea ferroviaria Torino-Genova, no? Progetto di Cavour. E qui abbiamo, questo qui naturalmente il treno Manzoni non lo vede ancora, come qui in questo disegno e come in questo ponte, ma gli vede la costruzione. E questo è il ponte in Valle Scrivia. E c'è in questa lettera che lui scrive, come sempre, alla moglie malata che rimane a casa, in cui proprio in questa lettera, il 14 settembre, gli scrive: voglio parlarti, io ve la leggo ma la vedete, ecco, qui ci sono i mastodonti dei Giovi, che lui non vede ancora, ma perché per l'enorme pendenza
perché è la vecchia linea, quella non la direttissima, no? Quella che passa da Busalla, Piano Orizzontale dei Giovi, Ponte Decimo, eccetera. Avevano proprio brevettato una doppia locomotiva che potesse reggere la pendenza, no? Manzoni questi non li vede perché sono in costruzione, ma è ammirato da questa costruzione. Voglio parlare dei lavori in parte principiati, in parte finire per il tronco della strada di ferro, come la chiama la francese, da Arquata a Genova. Ponti giganteschi, viadotti lunghissimi e altissimi, questa è la lettera autografa, di pilastri che paiono massi di montagne e precipizi, una galleria di 795 metri aperta e finita, due altre che passano sotto dove i pezzi di monti sono riunite da un ponte sullo Scrivia, una di 400 metri, già finita, un'altra del doppio e portata avanti. Resta da fare la galleria dei Giovi, che è la maggiore impegno, ma ciò che è fatto sta a Malevadore, che sarà tanto più ammirabile. In alcuni luoghi si è dovuta trasportare la strada spostale da un luogo all'altro, la quale poi le passa ora sotto, ora sopra, come abbiamo visto dal disegno prima, e sempre con archi grandiosi, giacché la maggior parte di questa magnifica strada è o sottoterra o in aria, e quella che corre a livello del terreno è il minimo. A ognuno dei pezzi fatti la prima impressione è quella del grandioso, del magnifico, dell'ardito. La seconda dell'elegante. Parlo di quell'eleganza che risulta dall'armonia e dal finito, anche nei lavori dove pare che non si cerchi un tale merito. Insomma, io mi strabilio di non avere mai sentito parlare di lavori di questa importanza, giacché, per quanto noi siamo romiti, la loro fama avrebbe dovuto venire fino a noi. Ho poi saputo qui che sono ammirati anche dagli stranieri intendenti e non intendenti, ho sentito con grande contentezza dire ciò che pensavo, con quella dubbiezza che nasce dalla cognizione della propria ignoranza, cioè che finora non c'è in Europa nessun pezzo di strada che per i pregi sopradetti e per le difficoltà felicemente vinte superi questa, no? Un po' di nazionalismo appunto di carattere appunto ingegneristico. Questi sono i due sposi, Matteo Ricci di Macerata e Alessandra d'Azeglio, prima nipote di Manzoni, e qui il rendiconto del matrimonio, sempre in cui lui racconta come ha mangiato pochissimo, no? Io assistetti come il povero Lazzaro alla tavola delle pulone, avevo fatto la mia colazione solita un paio d'ore prima, no? E poi una bellissima passeggiata sul mare turbato, sconvolto, messo in furia da un magnifico libeccio da far confessare a Stefano Stampi, figliastro, con cui invece avrà un rapporto magnifico, affettuosissimo. Lui i rapporti più intensi li avrà col figlio Pietro e con i due generi Bista, col genero Bista e col figliastro Stefano. Che il lago non ha nulla a che fare col mare, il lago Maggiore dove loro, gli Stampa, avevano la villa a Lesa, no? E poi ho avuto anche il piacere di conoscere questo padre marchese domenicano, quello che illustrava, come dicono, le pitture a Gelangelico, e fu, non si potrebbe credere, mandato via da Firenze. Un altro cattolico liberale, un caro Maccino, tutto pietà e dottrina. Abbiamo parlato con gran sapore di Rosbini, mi ha incaricato di fargli i suoi ossequi quando lo rivedrò. Qui sono due dei personaggi delle nozze, questo Emanuele d'Azeglio, quello lì col cilindro, che era il nipote di Massimo, altro testimone della sposa, e l'altro questo ufficiale, poi generale Vittorio Ricasoli, fratello minore di Bettino, il futuro presidente del Consiglio. Questa signora elegante è appunto la tante Louisa Montmarie, quella che era stata appunto un po' la seconda moglie di D'Azeglio, era stata appunto un po' la protettrice poi di Vittorio d'Azeglio, e questo è il padre Vincenzo Marchese Domenicano, che era del convento allora domenicano, che era appoggiato alla chiesa di San Giacomo, allora cinquecentesca, poi distrutta e ricostruita più volte, ora è una chiesa moderna a Cornigliano, che era stato appunto rimosso da Firenze in quanto appunto in fama di cattolico liberale, e poi finì i suoi giorni a Santa Maria di Castello, no? Ancora 4 anni dopo, ultimo viaggio, questa volta nel viaggio del 52, nel viaggio del 52 Manzoni poi prosegue per la Toscana va a trovare la figlia Vittoria e Bista Giorgini a Pisa, e farà l'escursione e prenderà poi per la prima volta nel 52
il treno, no? Il vagone sulla strada di ferrata. Da Pisa a Siena, 3 ore di viaggio, no? Con un'impressione appunto che un po' lo sconcerterà per certi versi, no? E 4 anni dopo, altra terapia balneare, questa volta a Viareggio, che è il primo luogo già dal 1828 dove ci sono gli stabilimenti balneari. Questo infatti è un quadro di Cabianca di quell'epoca, dove va con la famiglia del figlio, con la famiglia del figlio, no? E dove c'è il terzo racconto della riviera di Levante, che di nuovo vista appunto con una vegetazione rigogliosa, con molta ammirazione e simpatia. E ultimo viaggio di ritorno è questo a Genova. Eccomi a Genova dopo un viaggio comodissimo di 24 ore, ognuno l'idea della comodità, di nuovo Viareggio a Genova in diretta, senza sosta, un po' come quel viaggio del 32, Milano-Genova, con sosta per il caffè a Ronco Scrivia alle 6 del mattino, avendo risparmiato la noia di 2 stazioni notturne. La cosa sarebbe perfetta se si potesse entrare in un vagone che ci condurrebbe in 4 ore a Novara. Ecco, il problema è ora il viaggio, perché ovviamente da Viareggio a Genova la ferrovia non c'era ancora. Ma ormai da Genova a Novara nel 1956 c'era un cambio da fare ad Alessandria, Genova-Alessandria e poi Alessandria-Novara, e avrebbe potuto quindi poi raggiungere la moglie Alesa sul lago più comodamente. Ma questo osta la mia imbecillità. Vi consolo che l'ho in comune col Matteucci, Carlo Matteucci, famoso fisico, poi ministro della pubblica istruzione nel governo Rattazzi. Non ti posso dire con che precisione in che giorno si crede di poter arrivare a Milano, non avendo ancora preso alcun concerto, in senso cerca appunto di un vetturino, ma penso che saremo poi nei prossimi giorni, no? Comunque Manzoni, prima di arrivare a questo, poi il treno in realtà poi lo prenderà ancora. L'ultimo rapporto, Manzoni a Genova non torna più, l'ultimo rapporto poi con un genovese illustre di carattere epistolare è con Gerolamo Boccardo, con cui avrà un contenzioso. Come vedete, questa è una lettera stampata a Gerolamo Boccardo per una questione molto interessante che vede Manzoni su un altro versante, quella dei diritti d'autore. Nel senso che Manzoni combatte una battaglia di più di 10 anni, ma Manzoni non moriva mai, no? E riuscirà a vincere la causa con la casa editrice Le Monnier, la più importante casa editrice, perché la casa editrice Le Monnier era a Firenze. C'era un problema dei diritti d'autore, nel senso che Manzoni era tutelato per i diritti d'autore per il suo Stato, che era lo Stato austriaco. Non dobbiamo dimenticare che fino al 1859 la capitale di Manzoni è Vienna, no? Ma non per gli altri stati, per cui le edizioni piratesche dei Promessi Sposi si sprecavano. Però il Granducato di Toscana era uno Stato satellite dello Stato asburgico e c'era una convenzione per cui questo diritto d'autore doveva essere tutelato. E ora, dopo l'edizione funesta per lui, geniale ma funesta per le sue risorse, dell'edizione illustrata dei Promessi Sposi, dove lui fa autore ed editore di se stesso, diciamo, non si doveva più stampare la prima edizione, no? Invece i Le Monnier continuano a stampare la 27ª e non la 40. Allora c'è una causa, un contenzioso dove Boccardo è l'avvocato dei Le Monnier, no? Questa causa va avanti per tanti anni e soltanto, mi pare, nel 62, e scrive qui nel 61, è una difesa di Manzoni del diritto d'autore in punta di diritto, come d'altronde lui sapeva scrivere, sono legge la storia della colonna infame, e avrà poi, appunto, c'è tutto un rendiconto dei telegrammi che lo fa Barbiera, che corrono tra Firenze e Milano per riuscire a risolvere il contenzioso. Questa è una delle ultime fotografie di Manzoni con la figlia del figlio, che sembra quasi più vecchio di lui, che è quel signore che gli premorirà 24 giorni prima, e con
la nuora, che è l'altra signora seduta, e i 4 figli, tra cui l'unico maschio, che è questo personaggio curioso, Lorenzo Manzoni, che sarà un esploratore, un personaggio, sarà il primo esploratore italiano dello Yemen, su cui farà un librone, un reportage negli anni 70-80. No? E dicevamo del treno che Manzoni però, nonostante le sue perplessità, appunto lo prenderà, e lo prenderà più volte a dispetto delle famiglie, perché Manzoni è il primo senatore a vita del nuovo Regno d'Italia nel 1860 e da Milano a Torino ormai c'è la linea ferroviaria e va più volte per il giuramento, ma va poi anche in situazioni più complicate e difficili. A quasi 80 anni, nel dicembre del 1864, quasi un po' come Tolstoi, fuggendo dalla famiglia, no? Ci sono queste fughe ferroviarie dei vecchi, solo che la fuga di Tolstoi, come sapete, è una fuga poi che finisce nella morte ad Astapova, quella di Manzoni invece è una fuga transitoria per voler andare a votare il trasferimento della capitale da Torino a Firenze. No? Manzoni 80 anni, è pieno a dicembre, e tutti gli dicono non andare, non andare, non vuole D'Azeglio, non vogliono gli amici Arconati, non vuole il figlio. Lui, con la complicità del genero Bista, che era andato c'è una lettera dicendo domani mattina alle 8 del mattino partiamo con il valletto Clemente Vismara e prendiamo il primo treno e andiamo a Milano a votare. No? Questo quindi è la cocciutaggine di un ottantenne straordinario. Grazie. Bene, grazie a Stefano Verdino di questa lettura così circostanziata che mi ha ricordato lo scambio frenetico di messaggini dei nostri figli e magari anche nostri, cioè questo continuo networking, come si chiama, dove tutte queste informazioni si incrociano, no? E quando sono conservate, come nel caso, come avveniva 100 anni fa o più, ci aiutano a ricostruire, no, tutto un mondo svanito. Basta guardare queste gonne per rimanere allibiti, no? Pensare cosa era il mondo allora, no? Che però poi è un mondo che ci ha dato queste cose meravigliose di cui Stefano saprebbe dirci tante cose anche sulle cose meravigliose scritte da Manzoni, ma oggi ci ha regalato questo altro aspetto di questa ragnatela no, di rapporti su cui, come avete visto, ha una memoria formidabile perché no? Mentre io stentavo a ricordare, però poi mi sono ricordato che un autore contemporaneo di cui lui si è occupato si chiama Milo De Angelis, che è uno dei poeti italiani sui 70 anni, forse oggi più importanti. Milo De Angelis. Però ci sono tante cose che si potrebbero chiedere su questi personaggi, anche sulla vita letteraria e sulla vita sociale di quei tempi, e anche vedere come abbiamo visto questo rapporto con Genova, con gli alberghi, con i bagni e con i viaggi, le strade, no? Le strade che c'erano, che non c'erano, che è anche una cosa di cui anch'io mi sono un po' interessato pensando all'epoca di Shelley, cioè 1822, che siamo anche lì nel centenario, e come e in qual modo, non so, Byron si trasferì da Pisa a Genova, no? E come fece questo viaggio e così via. Ma sappiamo, praticamente possiamo dire come lo fece, ma forse non ci mise nemmeno 24 ore. Va bene, ci sono delle domande, delle curiosità? Anzitutto un'ammirazione incredibile per la disinvoltura con cui ricorda tutti questi fatti, li cita a memoria senza nessuna perplessità e nessuna esitazione, veramente eccezionale. Mi veniva in mente, tu hai citato Matteucci e Barsanti e Matteucci e sono gli inventori del motore a scoppio. È lui, no? Sì, credo di sì, perché sono citati nella storia della scienza come quindi in pratica
All'università, sì, ok, va bene, tutto qua. E Manzoni lo conosce, appunto, frequentando i Giorgini lo conosce, appunto, e si Cioè, vede che anche lui aveva paura il quadro che appare chiaramente è che lui poi era in contatto con tutta l'intelligenza del periodo, sì, sì. e non riusciva a far soldi. E non Cioè riusciva a far soldi. era popolarissimo. Però non è così vero. In realtà lui era terrorizzato di essere Cioè era povero, però in tirchio, realtà era tirchio, cioè era attento. in realtà appunto soldi ne aveva. È Appunto. per quello che veniva a Genova, Sì, sì, perché essendo tirchio. che soldi ne aveva. Ecco, per cui per quanto riguarda la produzione letteraria, c'è qualche rapporto con i viaggi o come si collocano i viaggi in No, rapporto con la perché sua scrittura? con la Cosa sua stava scrivendo in questi... no, e lui in realtà, no, tutti i viaggi sono, cioè lui dopo il 27, perché Manzoni come, tranne la storia della colonna infame, poi dopo il 27 il grande Manzoni creativo finisce, cioè è una cosa curiosa, no? Io appunto ho sempre detto c'è una curiosa applicazione del teorema di Pitagora alle biografie dei nostri scrittori, perché la somma degli anni vissuti da Foscolo e Leopardi dagli anni di Manzoni. Leopardi è vissuto 39 anni, l'altro 49 e fa 88, che sono appunto gli anni di Manzoni. No? Però di questa lunghissima vita, gli anni fortemente creativi sono una quindicina. Addirittura, paradossalmente, l'anno cruciale di frenetica creatività è il 1821, perché è una stagione sola, che è l'anno più drammatico per le vicende politiche, perché è l'anno degli arresti dei suoi amici, eccetera. È l'anno in cui lui sta scrivendo la Delchi, sospende, e in quell'aprile, proprio subito dopo il fallimento dei moti, dove lui ha scritto marzo 1821, il mese dopo comincia il Fermo e Lucia, cioè la prima stesura dei Promessi Sposi, e in quell'estate, in 3 giorni, scriverà poi il 5 maggio. No? In quell'anno lì si condensano appunto il 5 maggio, il marzo 1821, poi anche la Pentecoste, a cui sta lavorando, e dentro la Delchi e principi e Promessi Sposi. No? Quindi, però appunto poi dopo il 1827 la sua attività è da un lato quella della infinita correzione del romanzo da un punto di vista linguistico, e quindi ci sono tutti gli appunti, tutti gli scritti linguistici del caso, e dall'altra parte tutto l'interesse poi storico. Manzoni diventa poi uno storico, nel senso che scrive appunto la storia della colonna infame e si occuperà appunto da un lato di storia, la colonna infame, e di linguistica fondamentalmente per tutti gli anni successivi. Poi ci saranno sì dei tentativi poetici, però tutti interrotti, come quella straordinario frammento che è il Natale del 1833 per la morte di sua moglie, la sua prima moglie, e poi anche gli Ognissanti, che è un altro frammento poetico molto interessante. Però la dimensione proprio creativa del Manzoni diciamo finisce prima, è tutta incorata in quegli anni lì, insomma, anche se la sua lucidità rimane prodigiosa fino proprio agli ultimi mesi, perché lui, l'ultima opera in cui si cimenta a scrivere, questo strampalato, se si vuole, ma interessante saggio comparativo tra la rivoluzione francese e quella che lui chiama rivoluzione italiana, cioè l'unità d'Italia, no? Dove lui sta lavorando con tutta una documentazione che arriva, appunto, le ultime lettere di Manzoni sono del febbraio 1873, lui muore il 22 maggio del 73, dove appunto chiede in prestito il Moniteur e vari giornali francesi per questa parte di questo saggio comparativo. No? È anche impressionante. Poi per un'altra relazione mi sono occupato appunto proprio di tutta l'attenzione, un po' come capiterà poi a Tolstoi. Manzoni a questi mesi, perché come tutti gli anziani cade, picchia la testa e comincia appunto un po' a vaneggiare, no? Ma bloccato a letto sono gli ultimi soltanto 12 giorni. E abbiamo già, nel 1873 c'è già una società mediatica, abbiamo già sui quotidiani sia di Milano che di Torino
proprio come capitava per Berlusconi, tanto per fare un paragone di un decesso illustre di pochi mesi fa, il doppio bollettino sanitario, uno al mattino e uno alla sera. Come sta? C'è la febbre, non c'è la febbre, no? Per 12 giorni sia sul Secolo, su tutti i giornali di Milano e sulla Stampa di Torino ci sono questi bollettini. E proprio anche tutti gli instant book. Nel momento in cui muore, 4 biografie vengono pubblicate e una proprio del giornalista illustre, il direttore della Stampa di allora, che era Bersezio, proprio appuntate a partire proprio dal giorno dopo la morte di Manzoni. Cosa che non capiterebbe con nessuno scrittore italiano del Novecento, dove non c'è stato magari un Manzoni, però ce ne sono stati sicuramente di grande levatura. No, dunque, il figlio Pietro, poveretto, aveva 60, cioè lui muore, non so la foto di quando fosse, forse di qualche anno prima, comunque sarà del 71, cioè Manzoni, come vedete, è molto anzianotto. Il figlio Renzo, diciamo, era del 52. E l'ultima nipote, Alessandra, più giovane, del 56, sembrerebbe una ragazza di 14 anni, 15 anni, quindi la fotografia sarà del 71, quindi con un uomo di 58 anni. Pietro è stato poi l'ombra di suo padre, no? Le lettere sono tutte così, è il suo braccio destro per l'uomo di affari. In una lettera gli scrive che non ha testa abbia Pietro, no? Nel senso che è quello che cura tutti gli affari. E poi perché un altro dei tanti aspetti di Manzoni agricoltore, perché lui è stato un bellissimo libro fatto dall'ex marito di Milva, Corniati, su Manzoni, fattore di Brusuglio. Perché lui poi impiantava nuove culture, no? Ci sono tutto interessante, ci sono molte lettere, per esempio in quelle in cui lui scrive al figlio Pietro da questi viaggi, una proprio in quel paesaggio toscano che dice anche qui ho visto i grappoli d'uva tutti minati dalla malattia, no? Quindi tutto questo aspetto dell'agricoltore, proprio un po' come Verdi, ma certamente con meno mezzi di Verdi, no? Perché aveva più queste cose da illuminista, di sperimentare cose, che poi prosegue, che fa il figlio, che diventa poi anche sindaco di Brusuglio, no? Di quello. No, è stato anche, per certi versi anche la vittima, quello che non è mai riuscito a avere, diciamo, una totale autonomia, nel senso a servizio di suo padre. Ecco. E poi un'altra... prego. Manzoni viene più volte a Genova e mi pare di capire, da come hai raccontato, bagni di mare, bagni di salute, e frequenta un bel gruppo di persone, no? Villetta di Negro, eccetera. Ci sono degli scritti, delle tracce in cui egli si esprime relativamente a questa società genovese? Ma sono queste qui, cioè ne sono in queste lettere qui quelle che ho detto, non ci sono altre cose, ci saranno sicuramente magari altre cose traverse, nel senso di testimonianze terze da qualche parte, di lettere dirette con Di Negro non ce ne sono, perlomeno non ne sono venute fuori, no? E per esempio lì il dottor Moyon, il dottor Moyon lui lo conosce già nel 7, perché nel 27 dice il dottore lo conosceva già da 20 anni e cade giustamente, siamo nel 27, torniamo al 1807, a questo strano viaggio alla ricerca del suo primo amore, no? Già peraltro coniugato, quindi... Sì. Bianca Milesi infatti è citata, era la sua interlocutrice nel 27 e anche nel 32, perché nel 32 fai con lei il viaggio a finale, sì. Sì, però non ci sono lettere a lei, perlomeno non ci sono rimaste. Una domanda telegrafica. Lei ha citato Verdi. I rapporti tra Manzoni e Verdi
I rapporti Manzoni e Verdi sono molto, molto semplici. Verdi aveva un totale culto di Manzoni che deriva fin dalle prime sue prove giovanili. Un Ur Verdi neanche ventenne, di partiture che noi abbiamo perduto, musica, infatti, cori della Delchi, musica delle cose manzoniane. Quindi ma Manzoni è subito, Manzoni era Manzoni già prima di essere Manzoni, voglio dire, è il nipote di Cesare Beccaria, lui, tutti parlavano di lui, insomma, già Foscolo quando scrive Limbonati ne fa un elogio. Manzoni è sempre stato, no, infatti anche nel 1807 già quel Cometti scrive Manzoni era qui, era appunto il figlio di Giulia Beccaria, quindi è sempre stato celebre, no? Dalla nascita a tuttora, no? Tuttora, tra l'altro, quest'anno mi diceva un mio amico Badini Confalonieri, viene tradotto in cinese un'antologia degli scritti critici di Manzoni, no? E l'anno scorso è stata pubblicata da Michael Moore in inglese una nuova traduzione dei Promessi Sposi, questa è stata interprete all'ONU, molto, molto bella, che mi diceva una mia collega, è efficacissima. Così, così mi diceva questo per dirvi le cose. Ecco, il Verdi appunto ne aveva un culto da sempre e tramite la contessa Maffei lo conosce a un certo punto, nel 68-50 anni, e abbiamo tutte le lettere della Giuseppina Strepponi alla Maffei, quando glielo dice proprio non sta più in sede alla pelle di questo contatto, di poter conoscere personalmente Manzoni, a cui dedicherà notoriamente il Requiem. 60, sì, l'incontro avviene, sì. E coglierei l'occasione per riportare un intervento dalla chat, anzi colgo anche l'occasione per ricordare che tutte le conferenze sono sempre in streaming e anche vengono caricate settimanalmente sul canale YouTube che potete seguire. E dalla chat scrivono: complimenti a Stefano Verdino per il suo interessantissimo e brillante intervento. Vorrei fare una domanda su Manzoni asse striponente, nel senso sul rapporto. Di lì non abbiamo solo su Manzoni asse striponente, abbiamo solo quella lettera di Giulia Beccaria che racconta quello. Nel 1801 l'epistolario, nel 1800, come sempre gli epistolari delle giovanili sono quelli che si perdono più facilmente rispetto a quelli della vecchiaia. Lui non ne scrive niente. Lui avrà corrispondenza con Degola, no? Che poi, di nuovo, anche lì, tanta amicizia, però sia Degola che Tosi volevano soprattutto trasformare Manzoni in un apologeta di un cattolicesimo più moderno, no? Loro premono per le osservazioni sulla morale cattolica. L'idea che lui poi scriva dei romanzi, infatti Manzoni in una lettera ironica dice: ma sto scrivendo una cosa che sicuramente non le piacerà, appunto, che sarebbero i Promessi Sposi. Però abbiamo solo con la testimonianza di Giulia Beccaria e la lapide di Sestri Ponente. Lui parlerà appunto poi della libecciata di Cornigliano, appunto come un altro personaggio con tante parti di epistolario genovese è D'Azeglio. Su D'Azeglio, tra l'altro, è un epistolario divertentissimo. C'è un racconto che lui racconta dei bagni di mare a Nervi, dei costumi da bagno, che è da morire dal ridere. Dice come bisogna gestirsi con i costumi da bagno, perché i costumi da bagno andare davanti le signore sul davanti non conviene, perché insomma si evidenziano troppo degli altri, è meglio presentarsi il col di dietro, insomma, che è meno inquietante, no? Spostosissimo. Dunque, vi ricordo che giovedì 26 abbiamo una conferenza dell'accademica Sandra Origone, La donna e la porpora, il ruolo femminile nelle relazioni tra Bisanzio e l'Occidente. Questo giovedì prossimo alle 17. Dunque un'altra conferenza che spero avrà di nuovo un pubblico così attento come questa. Vi ricordo anche che mi pare Stefano Verdino è stato uno dei curatori di un volume pubblicato dalla nostra Accademia intitolato Viaggio in Liguria. In questo volume, che è disponibile online, perché visto che molti ci ascoltano anche da lontano, ci sono molti saggi di diversi studiosi su viaggiatori stranieri, italiani.
Michael Moore perché non è stato bravo a tradurre? No, veramente sì, esiste una nuova traduzione dei Promessi Sposi su cui ho sentito voci disparate e anche alcuni dissensi, perché sembra che abbia cercato molto di introdurre un inglese di tipo gergale, di abbassare molto il tono del linguaggio. Però certo è stata accolta con molta attenzione, è stata presentata a Roma all'Accademia Americana, per cui insomma bisognerà vedere com'è questa nuova traduzione. Ce n'è una classica con questo strano titolo, no? The Betrothed, che è i Promessi Sposi. Bene, grazie ancora a Stefano Verdino e al pubblico, e ci vediamo giovedì.